E oggi, proprio mentre documentavamo la reazione dei cittadini di Sovizzo, è arrivata una notizia inaspettata. Una commerciante di Vicenza mi ha telefonato che alle ore 13 proprio di oggi verrà a portarmi il bambino. Cioè, ha pensato che è bene che ci sia il bambino intero e non solo la testa, affinché la gente possa vederlo e i ragazzi di Sovizzo vedono il bambino intero e non a metà. Ed ecco la consegna della nuova statua del Bambin Gesù. Si tratta di una nostra telespettatrice, Margherita Parolin, commerciante di Corso Fogazzaro. Quando ho visto il servizio in televisione mi sono proprio commossa, mi è venuta un'angoscia, ho detto no, non è possibile, una cosa del genere è terribile. Poi il mio paese, che io amo anche tanto, nonostante io lavori a Vicenza, io vivo a Sovizzo e mi sono veramente troppo emozionata. Ho detto no, i bambini di Sovizzo devono avere il loro Gesù bambino nella culla gli ultimi giorni di festa. Perché Gesù bambino è un messaggio di pace, di solidarietà, di vita e di rinascita. Sorpreso e soddisfatto il sindaco per questo spontaneo gesto di solidarietà. La signora ha anche voluto precisare che questo bambino è stato acquistato alla Casa del Pellegrino di Monteberico ed è anche stato benedetto.